Presidente Serracchiani, a metà gennaio, prima missione istituzionale del Friuli Venezia Giulia in Iran e a Teheran. Siamo a fine gennaio e si firmano i primi contratti, i primi accordi di collaborazione. Beh, diciamo che la soddisfazione è veramente grande, anche perché la visita è stata una visita estremamente utile, interessante, sia ovviamente per quanto riguarda la parte ricerca, sia per quanto riguarda la parte cultura e, visto che oggi firmiamo sostanzialmente quegli accordi, per la parte infrastrutturale con riguardo particolare evidentemente al porto di Trieste. Quindi un grande risultato. Da un punto di vista economico, questo ingresso, diciamo, delle navi e dei traffici commerciali iraniani sul porto di Trieste, cosa significano nella prospettiva internazionale del Friuli Venezia Giulia nello scacchiere centro ed est europeo? Intanto il consolidamento della posizione nell'Alto Adriatico del porto di Trieste, che è fondamentale. Ricordiamoci che siamo l'unica regione che firmerà accordi davanti al presidente Rouhani e alla presenza del presidente Renzi. Siamo l'unico porto che ha già in tasca un accordo, non solo un gemellaggio con un altro porto importante iraniano, ma anche un accordo di collaborazione con l'Iranian Shipping Line, quindi con la più grande operatore dell'Iran, che è interessato a collocarsi evidentemente in Europa e in particolare guarda con interesse a noi. Credo che questo sia non solo il consolidamento della nostra posizione, ma anche probabilmente la possibilità di sviluppare nuovi traffici. C'è anche un risvolto culturale molto importante per il Friuli Venezia Giulia. La missione ha avuto successo anche perché siamo riusciti ad ottenere la possibilità di avere dei reperti del Museo Nazionale Archeologico di Teheran che verranno per la prima volta esposti in Europa, e questo accadrà ad Aquileia. Il risultato è davvero straordinario, devo ringraziare per il lavoro svolto anche il presidente della Fondazione Aquileia, Zanardi Landi. Credo che siamo già a buon punto e possiamo davvero annunciare che il 2016 sarà un ulteriore passaggio fondamentale nel progetto di rilancio di Aquileia. Presidente, in queste prospettive internazionali del Friuli Venezia Giulia, dopo l'Iran? Beh, intanto credo che dovremo consolidare queste posizioni, quindi non escludo un'ulteriore presenza in Iran già nel 2016. Dopodiché guardiamo con interesse anche allo sviluppo anche infrastrutturale. Questo, diciamo, in questo momento è la carta che riusciamo a giocarci di più insieme alla ricerca e alla parte scientifica e anche alle nostre università, e quindi non escludo che si possa ragionare anche su una presenza importante di una delegazione in Cina, anche perché credo che i rapporti e gli interessi cinesi in Italia e in particolare nella nostra regione si stiano consolidando. Commissario D'Agostino, qual è la caratura che giunge al porto di Trieste dalla sottoscrizione di questi 3 accordi tra Regione Friuli Venezia Giulia, Autorità Portuale di Trieste e Governo iraniano? Ma la caratura e il peso di questi accordi è facilmente intuibile. Stiamo parlando di un paese che ha 80 milioni di persone, un paese ricco, un paese che si deve aprire, ha bisogno sia di export sia di import, per cui da questo punto di vista Trieste, che è già sulla direttrice, già aperta con la Turchia, si trova ad essere a livello europeo, non solamente nazionale, il porto più avvantaggiato da questo tipo di apertura. E quindi questi accordi si inseriscono in questa apertura commerciale e logistica, perché non vogliamo perdere l'occasione, per cui da questo punto di vista significa studiare con la compagnia Iris le nuove linee, vedere come poter potenziare le linee già esistenti sulla Turchia, vedere come operatori iraniani si possono insediare nel nostro porto in tutti i vari settori su cui il nostro porto lavora. È uno degli elementi di vantaggio del nostro porto a essere un porto che lavora su vari settori, in questo caso, ma come in tanti altri casi, sarà un valore aggiunto che mettiamo sul campo, per cui oggi siamo contentissimi, portiamo a casa veramente un pezzo importante della nostra strategia internazionale.